Limatola, zona bianca, l'unico comune con più di 4.000 abitanti senza alcun caso di contagio. Lì c'è Rino Genovese. A proteggerla nel Medioevo ci fu il grande castello. Oggi un grande senso di responsabilità civica che ha trasformato Limatola nella zona bianca del Sannio, l'unico comune al di sopra dei 4.000 abitanti immune dal contagio, e tutte le sue attività produttive sono scese in campo nella lotta contro il coronavirus. È da questa azienda che vengono riforniti di ventilatori tutti i principali ospedali della Campania, a partire dal Cotugno, e di ossigeno i pazienti delle ASL Napoli. E durante l'emergenza sono stati tantissimi i ventilatori regalati in collaborazione con altri privati e i Lions a tantissimi ospedali della Campania. L'edificio è stata la prima azienda in Campania a riconvertirsi nella produzione di mascherine. Ad oggi se ne producono circa 3.000 al giorno. E vi ha permesso anche di rifornire gratuitamente tutta la popolazione. Sì, con un materiale straordinario, cotone esterno lavabile e filtro TNT interscambiabile. Questo è lo stabilimento di una delle poche aziende campane che non ha mai interrotto la produzione durante l'emergenza, perché è strategica nel campo delle telecomunicazioni, navale e medicale, e in queste ore si sta lavorando sul prototipo di una visiera medica di ultima generazione. Questa è un'azienda leader nel settore dell'ingegneria per la difesa che in questo momento si è messa a disposizione della sanità. Sì, stiamo mettendo a disposizione tutte le nostre energie, la nostra ingegneria per la realizzazione di un nuovo respiratore di ultima generazione da mettere a disposizione del nostro territorio. La collaborazione delle aziende, Autorevoli del dibattito civile, il filosofo